Terzo giorno ad Adria, avvocato Migliorini, nel suo studio in maniera eccezionale, perché di solito facciamo nei bar perché abbiamo anche un po' di dipendenza alcolica, ma vabbè. E niente, abbiamo parlato gli altri giorni precedenti. Migliorini che si definisce ateo, io avevo scritto laico ma mi sono subito preso una reprimenda, quindi no, ateo, eccentrico, abbiamo capito che si nasce eccentrici, altrimenti sei stravagante, che è un altro settore. Un'altra categoria. Adesso parliamo di liberali. Vado qualche qua con la citazione Allora, liberale, che è dal latino, sempre la Treccani. Io almeno la Treccani ce l'ho a casa ed è una cosa tra le più ingombranti che ho a casa mia. È un libro della Treccani, ti tiri in costa e uno ti copia. Cioè, sì, io ne ho 26-27 e penso ancora con le pagine incollate. Allora, liberale, dal latino liberalis, proprio di uomo libero, nobile, generoso, il significativo politico della fine è largo nello spendere, nel donare, generoso, magnanimo. Però faccio un'altra citazione. Politicamente non c'è niente qua. Sì, però mi ricordo, lei è un appassionato di lirica, io sono appassionato di musica leggera. C'era Stefano Rosso negli anni 70 che diceva: e allora senti cosa fo, soddisfazione non ti do, divento liberale, non pago più le tasse e giuro mi cascasse se dopo non lo fo. Bisogna vedere chi ha scritto il testo. Sicuramente erano di sinistra, però nell'immaginario il liberale è questo, cioè è il capitano di industria che fa parte forse di un'elite. E invece come lo definisce un liberale? Al di là della definizione allora, dal punto di vista politico. Allora, intanto è difficile essere sintetici, comunque bisogna dissipare un equivoco abbastanza diffuso più una volta che adesso, che conservatore e liberale siano sinonimi, mentre sono due termini antitetici. Perché o si è conservatori o si è liberali. Con il massimo rispetto per chi è conservatore, perché in tutto il mondo, in Italia, legato al muro di Berlino, legato alla guerra fredda, ad un certo punto ci sono fatti due blocchi e una parte di liberali effettivamente erano liberali conservatori. Io, nella mia modesta attività politica, ho cominciato come segretario provinciale ad appoggiare ad Adria una giunta socialisti e comunisti. Sono diventato segretario regionale sulla base di un documento che diceva l'indifferenza del PLI per DC e PCI. E poi ho sempre citato una frase di Benedetto Croce: il liberale non è né a destra né a sinistra, ma avanti. Per me le distinzioni, ho chiesto tantissime volte a personaggi anche autorevoli: volete darmi il concetto di destra e di sinistra, ma in termini chiari, e dopo vi dico se sono di destra o di sinistra, perché se non mi date i concetti io non riesco a qualificarmi. Io posso dirti, per essere sintetici, che i liberali sono per la giusta disuguaglianza. Piace proprio, cioè queste frasi qua l'effetto che dopo c'è ci devo pensare. No, adesso se posso prego. In questo senso non faccio altro che riprendere quello che diceva Luigi Einaudi, e cioè l'uguaglianza dei punti di partenza. Tutti quanti, indipendentemente da quanti soldi hanno, dalle famiglie o altro, debbono avere le stesse possibilità di istruzione, le stesse possibilità di accedere. È il concetto delle pari opportunità. Esatto, pari opportunità. Però dopo deve esserci la giusta disuguaglianza, perché quelli che hanno risorse interiori maggiori, è giusto, se due laureati in legge fanno l'esame di magistratura, uno li supera e l'altro viene bocciato, il primo emette le sentenze in nome del popolo italiano, il secondo non le fa. È giusto che ci sia questa disuguaglianza. L'importante è che la disuguaglianza non sia conseguenza di raccomandazioni o di tangenti, ma l'appiattimento, tutti uguali. Cosa vuol dire? Sì, che poi è un concetto che purtroppo in Italia non c'è, il discorso della meritocrazia. È come dire ama il prossimo tuo come te stesso. Bisogna amare il prossimo. Io non ti amo, Renzo, ma io non voglio che tu ami me. Ma vuol dire avere rispetto delle persone, vuol dire non fargli del male. E questo avere. No, sì, ho capito. Tu coniughi un fattore erotico che non è così. Però sai, volevo dirti una cosa, anzi, volevo dire, mi sono un po' preoccupato prima perché hai detto noi prendiamo lo sprizzetto per gli aspetti, ormai noi siamo perduti nell'alcol.
Ecco perché cato un sacco di gente che mi dice come va con l'alcol? Quale alcol? Solo stevia. Già la definizione di sprizzetto. Era lo sprizzetto, scusami. Ma era la roba dello sprizzetto, mi scusi. Ma perché? Allora, in Scusi, Italia, Maggi. confrontiamo, io ho i figli che vivono all'estero, uno in Germania e uno in Inghilterra. In Inghilterra la meritocrazia è, cioè uno nasce, cioè va a fare il lavapiatti, se è bravo, dopo 3 mesi fa il maître. E questa qua è cosa che in Italia non succede. Quando è che non siamo riusciti a prendere una deviazione anglosassone? Cioè, che siamo rimasti così. Perché non siamo anglosassoni. Veniamo da una cultura diversa. Purtroppo veniamo da una cultura totalmente diversa. Ma questo non sto dicendo che non sono d'accordo. Che non sto dicendo che è un bene. Per me, purtroppo in questo siamo in disaccordo con Renzo, ovviamente. Per me, purtroppo, una delle disgrazie dell'Italia è stata quella di aver sempre avuto il papato qua in casa. Questo anche io sono per me, guarda, anche lui no, se posso fare un esempio, vado oltre. Quando sono stato con i Rotary in visita ad Avignone, non mi hanno più visto e hanno visto una folla in piazza ad Avignone. Io mi ero fatto un manifesto con scritto Wojtyła torna qua e restaci e tutti si fotografavano intorno a me. Io sono convinto, so che Renzo non è di questa idea, che la presenza del nemico numero uno dell'Italia unita, in particolare di Pio IX, sia stato uno dei fattori purtroppo che ci ha danneggiato. Mi piace poi, se posso divagare, perché noi ci parliamo sempre addosso in senso negativo. Io ricordo spesso un film, Il terzo uomo, che aveva Orson Welles, un grande attore, fa l'interprete. Eccentrico anche lui. Non lo so, a un certo punto lui pronuncia una frase che mi è rimasta impresso e ha detto l'Italia ha avuto anni e anni di discordie, ha avuto guerre civili, ha avuto atti di barbarie, ma anche Michelangelo, il Rinascimento, Leonardo da Vinci. La Svizzera ha avuto 500 anni di pace e ha inventato solo gli orologi a cucù. E fa riflettere questa frase. Certo. E quindi io secondo me con questa citazione possiamo anche chiudere. Avvocato, niente, è stato un piacere stare qua con lei. È stato mio rivedere due vecchi amici poi.